allora noi al campo ci svegliamo, facciamo il quadrato con gli urli, perché siamo un'associazione, insomma, con una certa struttura e impostazione. Puntiamo molto sullo stile, sull'ordine, sul fare le cose con metodo. Dopodiché viviamo il momento di colazione che ci vuole, momento di preghiera per iniziare la giornata, dopodiché ci lanciamo in attività che variano da giochi, quelli sicuramente sono una parte fondamentale del campo, piuttosto che costruzioni, tende, angoli di squadriglia dove si mangia, fuoco serale. Nella giornata ci sono poi momenti del pasto, quindi tutto preparato dai ragazzi sui fuochi. Sono cose che al giorno d'oggi non si vedono spesso e questo secondo me è un gran valore della nostra associazione. E niente, la sera c'è il classico fuoco da campo, ma vissuto in uno stile che lascia molto spazio ai ragazzi e in modo molto educativo, nel senso non il classico festone da discoteca, ma un sano modo di divertirsi. E il nostro fondatore diceva dobbiamo lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato e quindi cercare di dare il buon esempio, far vedere che nonostante tutte le difficoltà che ci possono essere ci si rimbocca le maniche. La nostra uniforme infatti ha le maniche risvoltate in su, ci si rimbocca le maniche e sorridono e cantano anche nelle difficoltà, quindi col sorriso bisogna fare qualcosa, siamo qui, non ci lasciamo buttare giù dalle difficoltà che possono subentrare. E l'altro grande motto del reparto è "Estote parati", quindi siate pronti per qualsiasi cosa, siate pronti. Come vi siete comportati in tempo di pandemia? La pandemia è stata dura perché il nostro pensiero primario erano i ragazzi, quindi fargli fare qualcosa che li facesse uscire dal marasma di blocchi, divieti che avevamo, ma sempre in sicurezza, perché non è che potevamo permetterci libertà che nel periodo non si potevano avere. Questo però noi capi in primis eravamo in realtà, anche noi siamo stati colpiti dalle difficoltà della pandemia, quindi non è stato semplice organizzare qualcosa di alternativo, ma ce l'abbiamo fatta a proporre comunque delle attività a distanza in cui far fare qualcosa ai ragazzi a casa, nel senso non trovarci in videochiamata, ma dargli delle piccole missioni settimanali dove ad esempio a casa costruite qualcosa, poi ci fate le foto, ci fate un collage, ce lo mandate e noi gli proponevamo dei video con il materiale che ci inviavano. L'obiettivo nostro era quello di fargli utilizzare le mani, fargli smettere di stare davanti ai video che era diventata la quotidianità, nel senso che sempre davanti allo schermo, invece no, muovere le mani, fare qualcosa